ad Abano per un periodo di allenamento e di rigenerazione Antonietta Di Martino, pluricampionessa di salto in alto, azzurra a fiamme gialle, olimpionica e medaglia d'argento e di bronzo ai mondiali. Dopo 2 anni di stop dall'attività agonistica a causa di un infortunio che ha interessato il menisco, la Di Martino si sta preparando per il ritorno alle gare. Sicuramente ogni anno che vengo qui, io in genere vengo tutti gli anni, è un momento in cui mi rigenero e diciamo che sto tranquilla, sono tranquilla, vado un po' in giro, mi guardo un po' la zona che mi piace tantissimo e poi faccio i fanghi che, devo dire la verità, mi servono sempre, soprattutto per le articolazioni, mi fanno recuperare. Dopo 1 anno e mezzo di tribolazioni sembra che vedo la luce alla fine del tunnel, sembra che le cose vadano meglio, riesco ad allenarmi non proprio in pieno regime, ma quasi al 90% sicuro. Riesco ad allenarmi, perciò questa cosa mi dà molta più fiducia. Quali sono i prossimi appuntamenti? Per ora penso a stare bene completamente, comunque a poter mettere in grado il mio fisico comunque di affrontare una gara. Spero di poter fare una gara alle indoor, almeno una garetta, giusto per avvicinarmi di nuovo all'ambiente delle gare, perché comunque dopo 2 anni è un po' difficile poi riavvicinarsi. Ha incontrato gli atleti di Abano allo Stadio delle Terme per portare la sua esperienza di grandissima atleta a livello mondiale in un momento così difficile per l'atletica italiana, in questa disciplina schiacciata dalla concorrenza mondiale, in cui l'unico modo per riuscire a progredire e diventare parte di gruppi sportivi di forze armate o di polizia è importante spiegare la passione che sta dietro ad ogni volto. La cosa più bella è avere sempre piacere di fare sport, di fare qualsiasi lavoro, questa è la cosa che dico sempre. Poi col tempo questa cosa, anche se cambia, non fa nulla, però la cosa più importante è divertirsi. Un in bocca al lupo allora per la tua ripresa. Grazie, crepi il lupo.